Sono passati Natale, Capodanno e l'Epifania, ora è Carnevale, ma lo scherzo sta durando troppo ed è di cattivo gusto. I lavoratori della Coge Mantovani, ditta che ha rilevato il ramo d'azienda della storica impresa edile bolognese prima, padovana poi, non percepiscono lo stipendio da dicembre. L'azienda ha comunicato che una parte degli arretrati, che comprendono anche la 13ª, non arriverà prima del 10 marzo. Questi tempi sono per noi insostenibili e per i lavoratori ovviamente e per le loro famiglie, quindi urge urgentemente un incontro e che l'azienda provveda immediatamente a elargire le retribuzioni, a fare il pagamento delle retribuzioni. Pochi cantieri, carenza di liquidità, ancora non si sa il perché del ritardato pagamento degli stipendi diventato, dicono i sindacati, sistematico. Tenendo in considerazione che eravamo in 116 ad agosto, ad oggi la gente sta scappando perché non c'è futuro, sono rimasti 85 dipendenti. Le promesse che l'azienda ha fatto dal piano industriale a tutti gli impegni che si era presa non li ha assolti. Dipendenti in fuga perché pagati in ritardo. La CGIL ricorda che la normativa sul concordato avrebbe come obiettivo il salvataggio dei posti di lavoro. In questa operazione di cessione di ramo d'azienda non c'è la salvaguardia dei livelli occupazionali. E allora a che scopo noi stiamo oggi sostenendo una procedura concorsuale che riguarda la Mantovani, che ha ceduto il ramo d'azienda a Coge Mantovani? Anche per questo i sindacati vogliono interessare le prefetture di Padova e Venezia e la Regione Veneto. Intanto lunedì prossimo altre 4 ore di sciopero di operai e impiegati della Coge Mantovani con presidio al cantiere di Fusina di fronte alla laguna di Venezia.